Seconda parte del nostro telegiornale, ancora ben trovati. Prima di passare al calcio però c'è un aggiornamento rispetto alla notizia che vi abbiamo dato su un presunto caso di malasanità a Palermo, perché finisce in procura il caso appunto della morte di una 76enne di Menfi, morta all'ospedale Ingrassia di Palermo dopo essere stata tenuta su una barella del pronto soccorso per 8 giorni, così come hanno denunciato i familiari. Hanno lasciato mia madre su una barella dal 10 al 18 dicembre, ha detto la figlia. Solo il 19 è stata trasferita a medicina generale quando stava già malissimo, ma ormai era troppo tardi. Infatti il 20 la donna è deceduta. Tra l'altro la direzione aziendale dell'ASP di Palermo ha avviato un'indagine interna proprio per capire cosa sia accaduto. E adesso invece il calcio, partiamo dal successo, dal poker del Catania che vince 4-0 contro il Sorrento, tripletta di Inglese e naturalmente grande festa al Massimino al termine della gara. Ma noi sentiamo subito le parole del tecnico rossazzurro toscano. Abbiamo avuto 2 occasioni, una con stop e una con Inglese per poter sbloccare il risultato. All'intervallo ho detto ai ragazzi: pensate a quello che serve per vincere, non pensate ad altro, a quello che succede dentro al campo. Continuate così perché alla fine l'atteggiamento era giusto. Ho visto la squadra come si è allenata durante la settimana, la concentrazione che ci ha messo. Sono contento per i ragazzi perché hanno fatto una grande prestazione. Continuiamo con la Serie C, invece va male il Messina che è in profonda crisi dopo 5 sconfitte nelle ultime 6 giornate. È stato superato 2-1 in rimonta dal Potenza. Il gol dei giallorossi è stato realizzato dall'attaccante Petrungaro. Sergio Colosi. Dopo 30 anni il Potenza vince al Viviani contro il Messina, al quale non basta un'ora di gioco discreta in fase offensiva per fare punti. Per i giallorossi, sempre più in crisi, è la quinta sconfitta nelle ultime 6 giornate. Il Potenza vola e legittima un ruolo di protagonista nella parte alta della classifica. Sorpresa modica in formazione, 3 novità, una per reparto: Ndir, Anselmo e Cominetti, tra i peggiori nel girone d'andata. Potenza con l'ex Caturano, 13 gol in stagione e 3 doppiette nelle ultime 5 gare. La sua però sarà una domenica di riposo. Il Messina parte forte, Alastri impegnato e attento, mentre dalla parte opposta, sull'invito di Castorani, Caturano tutto solo ma anche il vantaggio. Lo realizza invece a sorpresa ma con merito al minuto 14 la formazione peloritana con inserimento e destro vincente di Luca Petrungaro. Il Potenza disordinato ma generoso chiude il Messina nella propria metà campo. Gli errori di Castorani e Verrengia portano a riposo i giallorossi in vantaggio. Nella ripresa Petrungaro, smarcato da Cominetti, sfiora il raddoppio, ma Alastra è decisivo. Modica ci mette del suo in negativo e prima dell'ora di gioco sostituisce Petrungaro, migliore in campo, per Pedicillo. Bel regalo per il Potenza. Il Messina, ordinato per 20 minuti, sbanda e subisce il pareggio. Lo realizza un altro ex Rosafio sull'assist di Erradi con la difesa avversaria posizionata male e Modica espulso per proteste. Lo stesso Erradi, solo in area, spreca il raddoppio, ma il Messina ha già perso la testa e il gol è nell'aria. Sull'incursione di Schilmenti, Castorani trova l'angolo vincente per la terza vittoria di fila del Potenza. Continuiamo a parlare della Serie C. Nel posticipo di domani sera il Trapani ospita al provinciale il Foggia. Per il tecnico Granata Capuano, dopo 2 successi a Caserta e Arezzo, questo è l'esordio in casa contro la sua ex squadra, guidata per 5 gare nel campionato in corso. E adesso invece passiamo alla Serie B, profonda crisi anche per il Palermo dopo la sconfitta di ieri contro il Sassuolo. Rosanero al terzo KO consecutivo, Dionisi però resta sulla panchina dei siciliani, ma il prossimo impegno di campionato sarà decisivo per il suo futuro. Marco Gulla.
Nessun esonero per Alessio Dionisi, il tecnico resta alla guida del Palermo anche per la prossima partita di campionato, anche se i risultati hanno certificato che la sua squadra è ormai in piena crisi. Con la sconfitta di ieri al Mapei contro il Sassuolo, il Palermo ha rimediato il terzo KO consecutivo. La classifica inizia ad essere preoccupante e inoltre la squadra appare disunita e sfilacciata. Panettone amaro per i tifosi rosanero che speravano in un cambio di passo che non c'è stato. Il Sassuolo l'ha vinta grazie a questo calcio di punizione di Pierini dopo le reti di Laurientè e Leduaron. La classifica non è positiva, sappiamo anche di aver 21 punti, però dobbiamo guardare l'ultima prestazione fatta contro la squadra più forte del campionato e devo dire che la differenza sia andata poco niente, quindi da questo dobbiamo ripartire, rigiochiamo tra pochi giorni in casa. Sappiamo che i nostri tifosi pretendono tanto, ce l'hanno ricordato anche oggi giustamente. E dire che il Palermo sull'1-1 ha avuto la grande occasione per passare in vantaggio con Di Francesco, ma la traversa gli ha negato la gioia del gol. Sì, è stata una buona occasione, peccato perché pensavo fosse gol quando è partita, però abbiamo avuto anche altre potenziali occasioni dove potevamo essere più bravi e cinici nel finalizzare. Questo non c'è stato, sappiamo che dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Prossima tappa giorno 26, nel giorno di Santo Stefano al Barbera contro il Bari. E questo era il servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito. La prossima edizione nella notte. Intanto vi auguro una buona serata.